Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione di Telechiara. Vi presento subito l'ospite che ci farà compagnia oggi, è padre Fabio Gilli, missionario comboniano, che è qui in particolare per presentarci un'iniziativa che si svolgerà proprio oggi dalle 18, se non sbaglio, una giornata, una serata organizzata dal Consiglio Interregionale Nord Italia dell'Associazione Italiana Cechi di Guerra a favore delle persone ceche del Togo Africa. Ho detto tutto giusto? Mi sono dimenticata qualcosa, padre? No. La ringrazio e saluto di cuore tutti voi telespettatori. È bello per me essere qui. Sono missionario, come ha detto la signora, ed è bello essere missionari. Sono ritornato da tre mesi e vi ritorno. È bello essere qui per dirvi le meraviglie, le cose grandi che il Signore ha operato anche tramite questo che vi parla, padre Fabio Gilli, cieco da 40 anni. Vi dico che non è stato facile superare questa prova. Ho voluto, credevo di abbandonare tutto. Sotto di me è mancato un po' il suolo, mi sentivo sprofondare, ma sotto questa frana ho trovato la roccia è l'amore di Cristo. Ecco padre, grazie di questa testimonianza che riprendiamo tra pochissimo. Prima le chiedo di aspettare con noi e diamo qualche notizia del telegiornale, poi parliamo appunto del suo impegno e appunto di come anche le persone che questa sera parteciperanno alla cena potranno contribuire. Iniziamo con la cronaca: 11 condanne per un totale di 40 anni di reclusione, 1 milione di euro di provvisionale come anticipo del risarcimento per i danni ambientali provocati, danni che verranno quantificati in sede civile. Si è concluso con una sentenza pesante il processo davanti al Tribunale di Venezia a carico dei 14 imputati, di cui 3 assolti, finiti nell'inchiesta per un traffico illecito di rifiuti da parte di 2 aziende di Mestre con la complicità di alcune ditte di trasporto di materiali. I giudici hanno confermato in sostanza le tesi dell'accusa, secondo la quale i rifiuti pericolosi, anziché essere trattati, venivano gettati direttamente nei cantieri dell'alta velocità e nei cavalcavia, sia in Veneto che in Emilia Romagna. La sentenza è arrivata al termine di un processo celebrato a tempo record, con udienze celebrate anche nella pausa feriale per evitare la prescrizione dei reati. Acquistavano auto presentando falsa documentazione i 3 napoletani, 2 uomini e una donna, denunciati dalla squadra mobile di Belluno per truffa e sostituzione di persona. Belluno, il terzetto, si è assicurato 2 auto di media cilindrata, truffando in questo modo 2 auto concessionari. I 3 riconosciuti dai titolari truffati sono già al centro di un'inchiesta della magistratura di Ancona per fatti analoghi. E i carabinieri di Mirano hanno arrestato un minorenne trovato con un etto di hashish. Il ragazzo, che gli investigatori tenevano sott'occhio da tempo, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il minorenne, sottoposto a un controllo mentre si trovava a bordo dell'auto di proprietà di un amico, è stato trovato in possesso di un panetto e di altri pezzi della stessa droga occultati in varie parti del corpo. Tenta di scipare un'anziana, la strattona la fa cadere e poi cerca di fuggire in bicicletta, ma grazie alle segnalazioni dei passanti viene arrestato dalla polizia. È accaduto ieri sera a Pordenone. Un ragazzo di 23 anni, residente a Roveredo in Piano, avvicinato una donna di 81 anni, ha tentato di strapparle la borsetta scaraventandola a terra. Mentre la donna veniva portata al pronto soccorso, dove è stata medicata e poi dimessa con una prognosi di 10 giorni, gli agenti della squadra volante hanno individuato e fermato il presunto rapinatore sulla scorta delle indicazioni fornite dai testimoni, alcuni dei quali hanno anche provato a inseguire il giovane che si era allontanato in bicicletta. E protesta domani alla mostra del cinema di Venezia degli istruttori della Polizia Municipale di Venezia. Lo stato di agitazione prosegue in conseguenza alle mancate risposte dell'amministrazione in merito alle richieste minime avanzate dalla categoria, spiega in una nota, nonostante l'accordo siglato in prefettura.
La manifestazione è stata organizzata per domani pomeriggio al Lido tra il lungomare Marconi in via Quattro Fontane per dare il massimo di visibilità all'avvertenza in corso. E aumentano i disoccupati in provincia di Venezia, quest'anno saranno 5.000 in più. Nel 2009 il tasso di disoccupazione salirà al 4,9%, vale a dire più 1,3% rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dall'indagine elaborata dalla CGA di Mestre relativa all'andamento del mercato del lavoro nella provincia di Venezia. Dati molto preoccupanti, commenta Paolo Zabeo, ma il quadro non è completamente negativo. 10 anni fa la disoccupazione nella provincia era quasi il doppio. L'analisi della CGA di Mestre ha anche cercato di capire quali figure professionali sono richieste dalle aziende veneziane. Entro fine anno queste aziende assumeranno 10.000 lavoratori, le più richieste sono le professioni qualificate legate alle attività turistiche e alberghiere, oltre a ragionieri e tecnici da inserire nelle attività amministrative, commessi e personale qualificato nelle attività commerciali, edili ed operatori addetti alla cura delle persone. Banca Popolare Etica aderisce all'accordo siglato all'inizio di agosto dall'ABI sulla sospensione della quota capitale dei mutui a favore delle piccole e medie imprese. Ha deciso di estendere questa possibilità a tutta la clientela, cooperative sociali, associazioni, realtà del no profit. La misura a favore delle famiglie riguarderà i clienti colpiti da licenziamento, messi in cassa integrazione o costretti a affrontare malattie, infortuni e lutti. Il periodo di sospensione delle rate comprensive di capitale e interessi sarà pari a un massimo di 18 mesi in 2 tranche durante la vita del mutuo. Nel segno di Leo De Bernardinis, a lui, uomo di teatro tra i più grandi, è dedicata la seconda edizione della maratona di teatro che si terrà ad Asolo. Questo è il prossimo weekend nel nostro servizio. Tramandare ed interpretare l'eredità di un grande artista, svelare prodigi intercettati tra i giovani emergenti della creatività scenica di Veneto e Nord-Est e coltivare quell'amore vero nel vero che nutre ogni vocazione artistica. Sono questi i principali obiettivi della maratona teatrale prevista per il 12 e il 19 settembre ad Asolo, voluto da Regione Veneto, provincia di Treviso e dall'amministrazione comunale della città della Duse. Vogliamo fare rivivere non soltanto con questa manifestazione che è la maratona d'arte, ma cerchiamo anche con tutte le altre manifestazioni che si stanno svolgendo ad Asolo di far rivivere l'intera città, quindi l'intero centro storico, all'interno di tutto quanto il perimetro del centro storico, i giovani artisti per far rivivere Asolo. Quindi passato e presente che si incontrano. Esattamente, cercano anche di migliorare insieme. D'amore vero nel vero 2009 reagisce alla provocazione culturale proposta dal Festival Rete Eventi Crisi e Creatività, affrontando il talento della crisi. Siamo sicuramente in tempo di crisi, ma in tempo di crisi il talento ci lascia stupefatti e, come dire, anche si moltiplica. Nel nostro territorio, Veneto, Triveneto, stanno germogliando artisti del teatro, della musica e della danza che ci stanno già collocando all'attenzione nazionale. D'amore vero nel vero è una maratona artistica nata sullo stimolo di Eleonora Duse, che però oggi può offrire spazi di presenza, libertà e creatività ad artisti consolidati come molti di quelli che abbiamo in programma, ma ad artisti soprattutto giovanissimi. Il programma abita luoghi del borgo, angoli di paesaggio, architetture contemporanee con una sequenza di corti di teatro e di danza lunga un giorno. Nel respiro lento delle armonie asolane si creano relazioni nuove, si rafforzano percorsi già attivi, si scambiano straordinarie energie creative. Eccoci qua, torniamo in studio con padre Fabio Gilli. Abbiamo detto oggi una giornata particolare, avrete appunto una messa al santo e poi a seguire una cena alla Bulesca per raccogliere fondi proprio per i ciechi del Togo. Lei ha questa attività, sta continuando e ritornerà? Sto continuando. Appunto, sto cosa continuando. serve? Quando sono diventato cieco, allora ho visto i non vedenti del Togo, perché prima ho fatto un periodo da vedente ma non li vedevo, persa la vista, ecco, posso dire che è stata, se volete, una disgrazia che è diventata grazia, perché perdendo questi occhi il Signore me li ha fatti aprire alle necessità dei non vedenti del Togo. Ecco, saluto il signor Antonio Rampazzo con tutta l'associazione Ciechi di Guerra Italia, di tutta Italia. È da anni che tra l'altro vi sta aiutando proprio in Togo, vero? È da anni, sì, almeno 30 anni e più. Io l'ho conosciuto, ecco, e sono stati loro che mi hanno
dato entusiasmo, mi hanno dato forza, mi hanno confortato, sostenuto nelle difficoltà, nelle prove che non sono mancate durante tutti questi anni. Adesso siamo riusciti a mettere in piedi 4 centri, la clinica Sant'Anna, la clinica Giovanni Paolo II e ancora prima il centro Chechelineva, che significa venga la luce, di Togoville, e poi il centro Santa Lucia di Lomé, dove c'è anche un centro di musicoterapia grazie all'aiuto della Caritas Antoniana. Sono divenuto cieco quando il medico mi ha detto che non c'era più nulla da fare il giovedì 20 settembre del 73. Ecco, mi sono sentito crollare. Uscendo dallo studio ho visto un non vedente cieco, mi sono detto ecco cosa sarò, ma dentro di me ho sentito una voce che mi dice ma quel giorno ci sarò. Molti anni dopo, ecco, era un bel giorno, giovedì 20 settembre 2007, stavamo inaugurando il centro Santa Lucia, le 2 date, ecco, come un colpo di fulmine. Mi sono venute in mente queste 2 e ho capito come il Signore voleva che io diventassi cieco, che diventassi mendicante, ma non per me, ma per i non vedenti del Togo, e aiutato anche dall'associazione Ciechi di Guerra e da molti che mi seguono da anni. Ecco, ho potuto e posso portare avanti continuamente con entusiasmo. È bello essere missionari, è bello donarsi, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Se avremo mani più vuote, cuori più pieni, se crederemo alle stelle anche nelle notti le più buie, le più oscure, se continueremo ogni giorno a deporre sulla strada un fiore di bontà, allora qualcuno mi diceva ogni giorno sarà Natale, ogni giorno faremo sorgere il sole, perché avremo capito che peggio di morire è smettere di nascere. Questa è sicuramente una bellissima testimonianza. Appunto, come vi avevo anticipato, io do solamente alcuni dati tecnici. Alle 18 ci sarà la Santa Messa presso la Basilica del Santo, in suffragio appunto dei soci deceduti, dei caduti di tutte le guerre, e concelebrata tra l'altro da lei, sì, appunto. Sì. Non so, mi hanno detto di dire anche 2 parole, ecco, esatto. Le dirò come, no? E poi ci sarà mio fratello, padre Bruno Gilli, pure lui comboniano da molti anni in Togo, ecco. Perfetto. Tra varie vicissitudini, difficoltà, ma anche lui continua in questa lotta e non manca di darmi consigli, di aiutarmi nelle prove e nelle difficoltà. Assolutamente. Poi alle 18:45, sempre presso la Basilica del Santo, ci sarà anche un concerto del professor Pino Rizzato e seguirà poi la cena appunto alla Bulesca. Il 15 euro all'interno della cena serviranno, appunto, andranno all'associazione e quindi verranno destinati poi al Togo. Io le faccio un grosso in bocca al lupo e spero che continuate ancora per moltissimi anni con questo impegno, con questa lotta, come ha detto lei, per vedere la luce sempre in ogni caso. Grazie, auguri a tutti. Dio ci ama, Dio ci vuol bene, è contento di noi, non dimentichiamolo mai. Grazie mille a padre Fabio Gilli. Noi ci fermiamo qui con l'informazione che ritorna con il flash alle 16:30. Arrivederci.